Professor Nicola Petrosillo, che è il direttore del Dipartimento Clinico e di Ricerca delle Malattie Infettive dell'ospedale Spallanzani. Buonasera professore, abbiamo sentito l'analisi seriologica, può dare una sorta, chiamiamola così, di patente di immunità? Diciamo che i tamponi evidenziano la presenza diretta del virus nell'organismo, i test sierologici evidenziano la presenza di anticorpi prodotti dall'organismo contro il virus. Il problema è che questi test hanno una ridotta sensibilità, perché nel caso di negatività del test ciò non vuol dire che il soggetto non possa avere l'infezione in atto. Per questo motivo questi test non possono essere usati per far diagnosi di infezione acuta da coronavirus, ma servono per indagini di popolazione, per vedere quanto diffusa è l'infezione nella popolazione. Indagini che pure sono estremamente importanti in questo momento proprio per la enorme quantità di asintomatici, almeno si presume che sia enorme questa quantità. Certo, gli asintomatici sono la maggioranza delle infezioni da nuovo coronavirus. Per questo motivo è anche importante fare delle indagini a campione nella popolazione, quindi non testando tutta la popolazione, andando a identificare eventuali persone asintomatiche e poi da queste risalire ai contatti per poter fare poi l'isolamento dei soggetti asintomatici e la quarantena dei contatti per rintracciare anche coloro i quali si possano poi successivamente manifestare come infetti. Questo è molto rapidamente, professore, in commercio ci sono i cosiddetti test rapidi, si è utilizzato l'espressione saponetta. Ecco, si tratta di test efficaci? I test rapidi consistono in piccoli strumenti a perdere nei quali si inseriscono poche gocce di sangue. Se il sangue contiene gli anticorpi si legge che sono positivi. Questi però sono degli strumenti che non si vendono chiaramente in farmacia, sono usati dagli operatori sanitari, ma anche qui questi sono test che non sono utili per fare diagnosi di infezione acuta, ma possono essere utilizzati per indagini di popolazione. Grazie professore, è stato molto